La Commissione Finanze dell'Assemblea regionale siciliana torna a riunirsi dopo la pausa per le festività pasquali. All'ordine del giorno il maxiemendamento del governo lombardo che dovrebbe sostituire il precedente progetto di finanziaria regionale licenziato dalla stessa Commissione per l'Aula. Il nuovo testo, molto sintetico, comprende in tutto 9 articoli, ma non è difficile ritenere, considerato che la disponibilità dei fondi è piuttosto limitata, che saranno apportate ulteriori riduzioni. Ai lavori partecipa insieme con l'assessore all'economia Gaetano Armao anche il presidente della regione Raffaele Lombardo, che sulla finanziaria afferma: bisogna far quadrare i conti. Ci sono stati troppi tira e molla in commissione e l'assessore Armao è stato usato dai deputati come un jukebox. Il presidente della regione inoltre annuncia un eventuale taglio orizzontale sulla spesa per evitare che 300 milioni siano coperti da una eventuale e dubitabile valorizzazione del patrimonio immobiliare. Ma le entrate che il commissario dello Stato ritiene di difficile documentazione sono più dei 300 milioni citati da Lombardo. C'è la volontà, dichiarato in proposito il presidente della regione, di concordare le cose con i capigruppo di maggioranza e opposizione. In pratica si vuole costruire un bilancio di una finanziaria che stiano in piedi, che pareggino entrate e uscite e che con il taglio delle spese, con qualche aumento decente dei canoni di concessione, prevedono misure per lo sviluppo e per la crescita che, come spesso capita, non costano niente. L'intento comunque è quello di pervenire al voto prima della fine del mese e sarà un momento di verifica politica di tenuta della maggioranza dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi seguite alla vicenda giudiziaria che ha investito il presidente Lombardo. I vari segnali dei giorni scorsi sembrano tuttavia univoci e anche la maggioranza del Partito Democratico dovrebbe ritrovarsi unita nel confermare il sostegno all'esecutivo. Anche le dichiarazioni del governatore nelle ultime 2 conferenze stampa in occasione degli auguri pasquali confermano il buono stato di salute della coalizione, quindi gli ottimi rapporti tra i partner, senza alcuna inclinazione anche dopo le ultime novità.